perso nel padovano, ok? Alessia, addio, ci eravamo tanto amati, però il cuore non si comanda e neanche la panza, quindi insomma ciao. Mi perdonino se filmo mentre mangio, di solito non è usanza, però in questo caso insomma volevo non fare invidia, ma raccontare un attimino. Allora, questa buonissima zuppetta di funghi. Ma non con forchetta, chi mangia con forchetta? Con cucchiai si mangia. Ah sì? Vabbè, l'Italia fa finta che io non cucciaro, c'è un po' di immaginazione, fa così. Ecco là. Ma sì! E con la pollentina gialla e quello rosso che tu vedi, no? Quello è il peperoncino fresco, no? Il macotà. Questa è l'insalata con i surini, le uova, mamma mia che buona, il mais, quella di ieri strabuonissima. E dopo ci ho, guarda che sono curioso di vedere questi video col telefonino come vengono, una torta salata, cos'era? Con patate e dentro formaggio e verdura. Yeah. Però non ho potuto mangiarla perché ho detto che è da mangiare per secondo. Se sopravvivo mi faccio il caffè. Però Mirko testimonia un attimo una roba, ok? No, che dopo pare che Mille Conte è grande. Cioè, io che so mangiare tutto il coso qua. Sì. Porca troia, in più aspetta. Aspetta, no, scusa, una fetta avevo mangiato. Va bene, ok, però cioè, è tanta roba. In più aspetta, non è solo che quel a polenta con il coso dei funghi e tutta la terrina del piccolo strano là che ho mangiato. Cioè, sono qua che... Dio mio. Hai fatto il testamento? No, il caffè sul pensare come ciolo, No. in vena, o ancora siringhe. Fai così, Tu fai in vena. pairecce, Tu fai in vena. o dentro pairecce, o su per il naso. In qualche modo lo trovi, insomma, per bere il caffè. Da qualche parte no, però. Siamo chiaro? No. Te t'aranci, te davo l'imbuto, te fai parli a sto uomini, non te lo faccio parlare. Questi qua in Italia ieri gli spaghetti che avevano fatto in campo, l'ho detto un peccato buttarli. Però vedi a Mirko non gli piacciono. Cioè, sti spaghetti con i pevarazzi e i gamberetti, niente. E poi qualcuno dirà, ma sì, non ti eri vegetariano? No, ho sempre detto che non sono vegetariano. Mi gamberetti e cozze, ma anche mi c'ho su e cozze vai in spiaggia, no, e cozze, e i pevarassi mi c'ho su in spiaggia. Guarda che si sta creando là dentro che è più chiaro, che magari non tutti sanno che siccome Singano con tutti i batteri che ha è più incoglionito di un novantenne, perché i novantenni che conosco, i bei svegli, no, e attenti, presenti, si è pinciato la mano sulla stufa rovente del Mirko. Aspetta, perché adesso vuol dire registrare col telefono. Allora, aspetta, appoggiamo l'Italia qua. Chi vede metà gotto di vino, che sarebbe un bicchiere di vino, no? Ok? E metà Mirko. Chi era di Mirko dei ristoranti. È trucco dei ristoratori. È quello che sta mangiando tu adesso. La pasta scaldata. Esatto. Tipo tu adesso stai mangiando frutti di mare. Che ha 2 giorni sta pasta. Esatto. Tu la stai assaggiando adesso com'è? Ma come? Come appena fatta? Effettivamente. Tu questa padella, coperchio, Sì. e sul pesce, vino bianco, Ah. mi tocco sfumato. Cioè, adesso imbriaco con No. quello rosso che ho, come vedi anche al vino a No, pasta. ma che? Ha sfumato. Vabbè, no. Non tanto, basta proprio, non è andato, guarda, tanto così. Lui ha sfumato. Io bevo al posto della tisana la mattina il vino fronfiato. Dai. Insomma. Ha sfumato e quindi ti ha riammorbidito i spaghetti Vero? come fossero appena fatti. Questo è vero, confermo. Trucco dei ristoratori. Aspetta, perché sarà che sono imbriaco, no? Però mi è piaciuto un casino il suono, la fonetica, no, della frase, che c'ha anche un termine specifico sta roba, solo che non me lo ricordo. Quando è che uno è sicuro di mangiare bene, cos'è che hai detto? Quando? In Veneto Eh? si dice tu mangi bene quando in cucina c'è la vecchia. No! Ah, dice in bene. Veneto lo vuoi? Ma in lingua originale, Ok. storpiamo in Burundi, no? Ma Dai. devi mettere sottotitoli. Allora si no. dice che avuto mangiare bene quando che sia vecchia che cucina. Ah, beh, sa che cucina. E mi ha messo fatto tutti i film
via Vecchia qua attraversa piena di olio, di unto, di tutto Esatto. quanto. I Che ristoranti dove che sia vecchia Sì, che sì. cucina si mangia. Che ha fatto tutte quelle mani, dopo se tu c'hai idee. Non importa, si mangia bene. Oh, ma è vera, eh? Non ti scherziamo mai. No, come non ti ricordo? Cioè, il Fagaro, interrogazione di Vicentino, il Fagaro. Ma chi vuole Andrea qua? Vabbè, ma Andrea adesso è Vicentino, cioè, scusa, come l'interrogazione in Vicentino- inglese Vicentino ti interroga- Doc. vabbè, no. Allora, il Fagaro, Italia, per chi non lo sa, è un termine innanzitutto molto ambiguo, oltre che essere molto vicentino, no? Perché uno pensa, il Fagaro, il Figaro, l'albero dei fichi. Invece no, è il faggio. Non capivo? La faggio a Fagaro, cioè non era più semplice dire faggio. Cioè noi altri, se taglia noi altri di solito, noi anche altri veneti, noi ha tempo a perdere. No, non siamo Eh, faggio, siamo faio. Ma sì, ancora di più, cioè, tu capivo? Cioè si stringe, non sa tempo da perdere là, il Fagaro, mezz'ora per dire una parola. Andrea, anche te, dai! Eccolo. You understand? Please for me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai Figari!